Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e ben ritrovati agli spettatori del TG di Radio Libertà in collaborazione con ilsussidiario.tv. Oggi, 4 agosto 2026, apriamo con Ceuta e l'emergenza migranti. Vertice straordinario dell'Unione Europea e scontro con Madrid su confini, rimpatri e Schengen. In Alta Valtellina apre la variante di Tirano, opera da 221 milioni, attesa da tutta la valle. Sul fronte internazionale, Trump offre a Teheran un'ultima possibilità, mentre resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. In Italia, nuovo tavolo al Mimit sul futuro dell'ex Ilva e sui posti di lavoro a rischio. Nel centro-sinistra, Schlein e Conte si dividono ancora su Ucraina, programma e leadership. Infine, alla Camera arriva il decreto per l'attuazione del patto europeo su migrazione e asilo. Questi i titoli. Ora, spazio al resto del giornale. Ceuta, sui migranti l'Europa decida. Ceuta mette l'Europa davanti alla realtà. Dopo la pressione di decine di migliaia di migranti sull'enclave spagnola, i ministri dell'interno UE si riuniscono d'urgenza su frontiere, rimpatri, trafficanti e accordi con i paesi di origine. Temi sollevati da anni dalla Lega. Madrid dice di aver ricondotto quasi tutti gli ingressi in Marocco, ma ha adottato misure durissime dopo aver criticato la linea italiana. Roma rivendica la riduzione degli sbarchi e chiede una risposta comune. Il vertice ha il consenso dei 27, ma sulla sospensione italiana di Schengen restano divisioni. Salvini, nuova opera apre Tirano. La variante era attesa da tutta la valle. Questa mattina apre la variante di Tirano, lungo la statale 38 dello Stelvio, alla presenza del ministro Matteo Salvini. L'opera da 221 milioni, collegata a Milano Cortina, alleggerirà il traffico, aumenterà la sicurezza e velocizzerà i collegamenti verso Bormio e Livigno, con benefici per residenti, imprese, autotrasporto e turismo. Non un rendering, ma una strada pronta. La politica dei cantieri contro rinvii, ricorsi e no permanenti, per una valle che chiede mobilità e sviluppo. Trump, ultima chance per Teheran. Iran e Hormuz, tregua o scontro, ore contate. Donald Trump offre all'Iran l'ultima possibilità per un accordo. Washington parla di contatti sul nucleare e sulla sicurezza di Hormuz, mentre Teheran nega un vero negoziato diretto. La scelta è tra un'intesa verificabile e maggiore isolamento. Intanto una nave mercantile segnala di essere stata colpita nello stretto. Da Hormuz passa una quota decisiva dell'energia mondiale. Ogni attacco può causare rincari, bollette più care e nuovi costi per le imprese. Non c'è ancora un risultato, ma la Casa Bianca unisce diplomazia e deterrenza. Ilva, acciaio o declino. Tavolo al Mimit, lavoro a rischio. Il futuro dell'ex Ilva torna al Ministero delle Imprese dopo lo sciopero e la decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area a caldo di Taranto. In gioco ci sono migliaia di posti e la capacità italiana di produrre acciaio senza dipendere dall'estero. Ambiente, salute e occupazione non sono interessi nemici. Serve un piano per risanare, garantire sicurezza e mantenere la produzione. Chiudere senza alternativa significherebbe cassa integrazione e deindustrializzazione. Claudio Durigon richiama le misure del governo, ma il tavolo non è ancora una soluzione. Campo largo in frantumi sull'Ucraina. Schlein e Conte divisi su programma e leadership. Il campo largo vuole governare, ma non ha una linea comune sull'Ucraina. Conte chiede che le primarie decidano anche sugli aiuti militari a Kiev. Schlein replica che prima viene il programma e poi il leader. Movimento 5 Stelle vuole fermare l'invio delle armi, posizioni incompatibili su politica estera e sicurezza. I due partiti lavorano ancora all'alleanza,
ma resta la contraddizione di una coalizione senza intesa su guerra, difesa e rapporti internazionali. Patto migranti in aula. Decisioni su asilo, controlli e rimpatri. La Camera esamina il decreto sulla prima attuazione italiana del Patto europeo per migrazione e asilo. Riguarda procedure di frontiera, esame delle domande e permanenza dei richiedenti. L'asilo alla frontiera dovrebbe essere deciso entro 12 settimane. La prova sarà concreta. Controlli e rimpatri diventeranno più rapidi o crescerà la burocrazia? Radio Libertà sostiene misure che distinguano chi ha diritto alla protezione da chi deve essere rimpatriato. Non è ancora una vittoria della Lega, perché non risultano emendamenti decisivi del partito. Resta il criterio di Salvini: prima la sicurezza, poi l'accoglienza regolata. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Trump, guerra e realtà. Patriot, porti e l'inverno alle porte. Dopo 4 anni e mezzo di guerra, le dichiarazioni di pace non bastano. Mosca si dice disponibile al negoziato, ma guarda soprattutto a Washington. Secondo l'analista Mirko Mussetti, intervistato da Il Sussidiario TV, Putin vuole trattare con la potenza americana e Trump pretende di conoscere obiettivi, costi e via d'uscita. Il limite è anche materiale. Nel mondo si producono circa 60 missili Patriot al mese, mentre la Russia può lanciare in un giorno più di 100 ordigni tra missili e droni. Trump valuta la produzione di intercettori in Ucraina, ma anche il rischio di trasferire tecnologie strategiche. Kiev affronta difficoltà nel reclutamento, tensioni interne e una rete energetica colpita dai bombardamenti. La scelta di un premier proveniente da Naftogaz indica che preparare l'inverno è una priorità. L'isolamento dei porti di Odessa ha inoltre interrotto un corridoio del grano essenziale per molti paesi poveri, aumentando il rischio di carestie e rivolte. La guerra non dispone di risorse infinite. Trump cerca una strategia. L'Europa continua a chiedere tempo. Ilva, il costo dei no. Acciaio, lavoro e sentenze. L'ex Ilva rappresenta acciaio italiano, autonomia industriale e reddito per migliaia di famiglie. La sospensione entro 90 giorni dell'area a caldo di Taranto, disposta dalla Corte d'Appello di Milano, rischia di trasformare una crisi decennale nella liquidazione di uno dei maggiori poli siderurgici europei. Il problema non riguarda soltanto Taranto. Perdere capacità siderurgica significa indebolire filiere, investimenti e autonomia strategica dell'intero paese. Sul sussidiario, Giuliano Cazzola domanda come sia possibile bonificare completamente l'amianto e ridurre le emissioni in 3 mesi, dopo anni di rinvii e commissariamenti. Il rischio è una fabbrica condannata a cassa integrazione permanente e il paese dipendente dall'acciaio straniero. I sindacati chiedono integrità del gruppo, risanamento, decarbonizzazione e garanzie occupazionali. Propongono 4 forni elettrici, 3 a Taranto e 1 a Genova, e un polo per il preridotto. Senza tempi, investimenti e continuità produttiva, però, gli obiettivi restano sulla carta. Salute, ambiente e lavoro non sono nemici. Una nazione seria risana e produce, non chiude le fabbriche per mantenere gli operai senza lavoro. Difendere l'Ilva significa difendere l'Italia industriale. E con questo siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con il TG di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per averci seguito e a domani, sempre sulle frequenze di Radio Libertà, per una nuova edizione. A presto. Avete ascoltato il notiziario